La vicenda Monte dei Paschi di Siena, che idea si è fatta? Ci sono responsabilità giudiziarie, politiche, istituzionali ed etiche. Responsabilità giudiziarie, mi sembra che la magistratura finalmente ha ibernato il possibile corpo del reato. Bene ha fatto. Perché dice finalmente? Avrebbe dovuto farlo prima? No, i tempi della magistratura, lei lo sa, io non conosco gli atti, anche se vorrei dire a chi ci ascolta. Lo sapete che il sottoscritto e l'Italia dei Valori dentro il Parlamento ha fatto 2 interrogazioni parlamentari al signor Monti, al Ministro dell'Economia, informando esattamente di quel che accadeva e non mi ha manco risposto. Quando? E anzi, 1 anno e mezzo fa. E lo sapete proprio che per sul Monte dei Paschi lei ha fatto un'interrogazione? Tanto è vero che io adesso... E cosa chiedeva in quell'interrogazione? Cosa chiedeva? Chiedevo, primo, di non metterci profumo lì, perché è un personaggio che ha problemi di giustizia, è meglio non metterla a governare lì. Secondo, chiedevo che intervenisse la Banca d'Italia e la Consob sulle quelle non trasparenze nelle transazioni che erano avvenute. Terzo, chiedevo che non venissero dati gli ulteriori 2 miliardi che invece gli ha dato, dopo che 2 miliardi già gli aveva dato Berlusconi. Lui non solo non ha risposto, appunto, ma gli ha dato gli altri soldi. Io ritengo che questa sia una responsabilità istituzionale non solo oggettiva ma anche soggettiva, nel senso che io ritengo che oggi che Monti dice che lui non sapeva non è vero, lui sapeva e ha omesso di fare controlli, lui e coloro che erano interessati a farlo. Le dico un'altra cosa, ai tempi miei c'era la banalissima Mazzetti, si chiama corpo di reato. Corpo di reato, io il primo che ho trovato, se lo ricordo, l'ho trovato ai tempi di Mario Chiesa, nascosto dentro al cesso, proprio avvolto a carta igienica, proprio corpo di reato. Proprio un mariuolo. Questo ai tempi nostri, quindi era più facile fare le indagini. Ai tempi attuali, scoperto che cos'era Tangentopoli, hanno ingegnerizzato il sistema. Adesso non ci stanno più le mazzette, ci stanno le royalty, che vengono dati ai broker perché fanno trading. Sempre mazzetta al 5% so.